Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Breziano. Andiamo con la partita tra Inghilterra e Iran, che a questo punto, anche se gli inglesi mi stanno sui maroni, dai, scegliamo la più forte, dai, anche perché prevedo una vittoria dell'Inghilterra, quindi devo essere un po' coerente. Gioca partita. Eccoci qua ragazzi. England vs Iran. Kick off. Girone B. Il classico girone B. Uno dei più classici. Va, il girone B con Inghilterra, squadra di Serie B, perché noi comunque abbiamo vinto l'Europeo. Loro si gasano perché non siamo ai mondiali, ma almeno noi vinciamo le cose. Vai, scusate, ho avuto il panico. Che bello! Ci sono due stadi, però è bello. Con le ciabatte. Vai che si parte, ragazzi. Atmosfera emozionante qui all'Al-Bayt Stadium con i tifosi con i tifosi arabi, inglesi e anche un po' polacchi, ragazzi, sono anche un po' polacchi e austriaci. Che bello. Il mondiale più brutto della storia, probabilmente, ma va bene. Chissà che proprio il talento non sia decisivo per risolvere il match. Impegno importantissimo, Pier, da onorare al meglio. Noi sappiamo che il mondiale potrebbe rivelarsi una vetrina importante per molti di questi giocatori, Sì. ma anche in chiave mercato. E ci terranno sicuramente a mettersi in mostra, perché poi alla fine sono i 3 punti. God save the King. Che bella bambina. Va bene. Ok, possiamo anche andare. E si parte, ragazzi. England, Iran. Inizia Qatar 2022, ma senza l'Italia non è mondiale. È come una Champions League senza il Milan, è come una donna che non apprezza certi tipi di prestazioni. È come un cielo senza stelle. Attenzione, Taremi, Occhio. Subito, nella realtà prevedo un 2-0 facile per gli inglesi, anche se spero una vittoria dell'Iran perché proprio gli inglesi devono perderle tutte, porca miseria. La nazionale più inutile della storia del calcio. Si sentono i maestri, non si sa di cosa. Hanno vinto un mondiale rubando. Cane. Grande cane. Talento indiscutibile, Sterling, veloce come pochi, quando parte è difficile stargli dietro. Il gol è il suo mestiere, Pier. Riesce puntualmente ad anticipare il difensore. Ogni Taralala. volta che la palla transita dalle sue parti, negli ultimi 16 metri diventa immarcabile spesso. Occhio. Occhio. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Guarda cane. Cane per Sterling. Vai Sterling. Per Kane. L'uragano. L'uragano. Ma cosa cazzo ha fatto? Ragazzi. Attenzione. Attenzione all'Iran. All'Iran. Mamma mia, Pickford. It's incredible, Beppe. It's incredible. Ma mi sto facendo cagare però, eh. Inghilterra in difficoltà, Iran fortissimo. Grande Pickford. Altro errore, i giocatori inglesi stanno giocando malissimo. Attenzione, attenzione, recupera Maguire, il giocatore più scandaloso della storia del calcio. Non hanno convocato Tomori, potevano convocare anche Suor Paola, era meglio. Mamma mia. Era una conclusione questa da sfruttare meglio, Pier. Sì. Possono sprecare questi palloni. Sì. Kane, The Hurricane, bellissimo Kane, da Foden, il piccolo Foden, Foden entra in aria, Foden, mamma mia, oh. Phil Foden, o Foden Finn, questo è fuori gioco, è fuori offside. Uno dei più classici offside. Non ha visto la linea che saliva e ha ricevuto palla oltre l'ultimo difensore, doveva temporeggiare. Taremi.
Inghilterra perde l'ennesimo pallone, mamma mia. L'uragano si invola stavolta De Harry che niente da fare, la difesa dell'Iran sembra devastante. Una delle difese più grandi della storia del calcio, dai cacchio. Amiri. Si affacciano dalla tre quarti avversaria. Attenzione ancora l'Iran, mamma mia Pickford. Forse le occasioni migliori le ha avute l'Iran, incredibile. Incredibile Beppe. Il pareggio regge, ma hanno corso un grande Attenzione Maguire! Maguire può segnare il gol e riscattarsi di una merda. Mamma mia. Ha evitato che calciasse. Phillips, Mason Mount, Sterling. Vai Phillips, cuore Leeds. Ecco Kyle Walker. Niente da fare. Questo che concede un calcio d'angolo. No, ho sbagliato, meno male che mi sono salvato. Phillips, cuore Leeds ancora. Oh, ma ragazzi, ma non ne segno uno della partita di prima è questa, ma che due maroni. Tutte le previsioni sono 0-0 qua, siamo avanti così. Non capisco, oh, ma è più difficile di foot. Di solito su foot ne prendo tanti e ne faccio tanti, ma... L'uragano, bellissimo, ma lunga. L'Inghilterra sta prendendo le redini del gioco, però. Foden! Tutto fermo, fuori gioco. Va bene. Ennesimo offside. Sta dominando l'Inghilterra, però, Attenzione a Kane. L'uragano vede Sterling. Tiro! È ancora parata, ragazzi, non riusciamo a fare un gol. Cambia corto col compagno. Stones. Niente da fare. L'Inghilterra preme. Sterling. Palla su Kane. Ancora il Roma, Fioi. Va bene, boss. Avanza l'Inghilterra. Walker. Phillips. Ed è gol, finalmente! Gol dell'Inghilterra, Mason Mount, Inghilterra 1, Iran 0. Grande Mason. Adesso potremmo fare un conto di quante ne azzecchiamo, sia prima di risultato e poi di risultato esatto. Potremmo farla sta cosa, sì dai. La facciamo. Ancora l'Ingla, attenzione però. Attenzione che rischio. Cane. The Hurricane. Niente da fare, recupera l'Iran. Provano a farsi avanti. Azione che sfuma e Miraxa sventata. Molto bene. Attenzione Sterling, si invola l'Inghilterra. Sterling! Esternazzo di Sterling, 2-0 per l'Inghilterra che sta surclassando l'Iran. Azione del gol che merita di essere rivista. Gol geniale, oserei dire. Ha seguito l'azione Sterling che ha infilato il pallone alle spalle del portiere da distanza ravvicinata. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ocio, attenzione l'Iran, si invola! Cerca il cucchiaio, pallonetto delizioso che non ha lasciato scampo. Che golazzo dell'Iran, signori. Dormita generale, qua troppo sicuri di aver già vinto i maestri inglesi, perché sono i maestri loro. Kane lancia bene, ma... Palla che viene spazzata. Alzano il pressing. Incredibile gol dell'Iran. 2-1 per l'Inghilterra che ha giocato meglio, anche se l'Iran ha avuto buone occasioni. Però la partita non è ancora finita, raga. La partita non è finita. Vai. È iniziato il secondo tempo della sfida che segna il debutto di queste due squadre a Qatar 2022. Buono. Sterling vuole di nuovo fare i 2 gol di scarto, almeno l'Inghilterra bellissimo per Foden! Poteva essere il gol del doppio vantaggio, gara che rimane in qualche modo aperta. Cioè, non so come veramente come ci si può mangiare sti gol. Piede debole o non, sti gol devono entrare, sti tiri devono entrare, punto. Cioè, l'uragano, i maestri, perché... Vai Phillips! Non ci credo, palo atroce. Rice.
Ottimo tentativo. Quante occasioni per i leoni inglesi. Vogliono chiuderla. Brutto errore degli inglesi. I maestri. Grandissimo Sterling nella prima frazione. L'ho visto bene finora. Si vede che sta attraversando un buon momento. Ok. Corre, lotta e fa Recupera l'Iran, attenzione tenere l'Iran che ci crede l'Iran comunque. Facile anche chiedergli di più. Foden, qua sbaglio io. Ha diverse soluzioni, occhio. Bravissimi. Grande intervento difensivo. Dai che ci involiamo verso la Possono gloria prendere il contropiede eterna. della difesa. Vai Phil, vai Phil, vai Phil, vai Phil. Bello, bellissima azione, ma ancora miracolo. Mamma mia, oh. Aveva già preso gol da questo giocatore. Spondone Foden! Ancora miracolo, ragazzi, ma veramente i portieri sono in questo mondiale iper devastanti, sono iper. Ottima lettura. Foden. Bellissimo per l'uragano! Fuori. Sbaglia la conclusione a tu per tu col portiere, pallone che termina sul fondo. Bisogna sempre cercare l'equilibrio fra potenza e precisione, Pier. Di sicuro gli rimarrà in testa per la prossima volta. Di sicuro vaffanculo. La la la. Attenzione qua. Che l'Iran può fare il classico tiro gol. Elegantemente con questa serie di passaggi. Ottima lettura e nuovo possesso. Attenzione, attenzione, mamma mia, l'Iran, bei fraseggi qua iraniani. Bravo, bravo Pick. Sterling. I tifosi inglesi. Si inserisce bene e recupera. Riesce a tenerla in campo. Occhio. Bravissimo Maguire, il fenomeno, il franco-valese inglese. Mamma. Come si fa a convocare una roba del genere? Solo per la faccia non lo convocherei. Ottima visione di gioco qui. Spezza l'azione. Rice. Frena una Mount. possibilità pericolosa. Cane, vai cane. Proprio che in un cambio gioco che non riesce, siamo al 66esimo. Recupera Texas Ranger, Walker, dai. Niente da fare. Sta pressando adesso un po' di più l'Iran. Perde la palla sul contrasto. Credo che debba aggiustare un po' la mira. Allora, esce cane. Madonna. Mamma mia. No, siamo così. Siamo la pazzia, chi è stanco? Henderson e il buon Bellingham. Vai. Non è solo. Recupera perché magari ragazzi, un fenomeno. Kane prima di uscire, non si ci fa sto gol. Kane. Ancora palo, signore, mamma mia, oh. Pali simulator. Potevano essere avanti di 2, ma la sfortuna ha negato loro il gol nell'occasione di prima. Il portiere è salvato solo dal palo. Secondo palo per i maestri. Azione che sfuma, non buona la gestione di Kane qui. Occhio a Kane. Merda. Il gioco al limite, non era facile. Occhio ragazzi. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Molto bene Stones. Il buon Stones. Grealish. L'uomo dei capelli anni primi 2000. Fa tutto magari, abbatte anche le punizioni, signori. Gestisce male il pallone Henderson. Vai i maestri, che devono vincere la prima i maestri. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pallone. Grande Walker, gran giocatore Walker.
80esimo l'Inghilterra, adesso forse ha un po' paura dopo le 1000 occasioni sprecate. Provano ad affacciarsi davanti. Basta una cagata. Bellingham. Foden. Sterling, grande azione qua dell'Inghilterra allo Shaw. Vai Shaw, Shaw. Pericolo scampato, possono ancora sperare della Parata purtroppo. Decisivo il portiere con questo intervento, ha evitato la rete del -2. Foden. in campo due giocatori freschi. Vedremo come cambierà l'assetto Grealish. tattico della squadra. Grealish. Capelli curiosi Grealish, peccato. Un muro qui ferma l'avanzata avversaria e recupera il pallone. Taremi. Attenzione, no, non ci voglio credere. L'Iran ha una buona occasione, ma spreca tutto. Decisivo No! l'intervento del difensore. 86 per l'Inghilterra è fondamentale questi primi 3 punti. Grealish ancora Grealish, e Grealish se ne va, e Grealish se ne va, e Grealish se ne va, e Grealish se ne va. Niente. Pallone spazzato via. Il campo è finito. 89esimo, è quasi finita la partita. Taremi. 2 minuti di recupero, così indica la lavagna. Ocio. Mamma mia che rischio! Che rischio, dopo 52 pali e occasioni. Ancora l'Iran, ci prova l'Iran per la beffa. Pickford parata un po' del cazzo. Sale la contraerea, tutti i saltatori per sfruttare questo corner. Anche il portiere iraniano. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Tentativo impreciso. Finisce qua, l'Inghilterra vince 2-1, ma che sofferenza. Vittoria per la formazione di casa. Con le tifosine inglesi che si fanno i selfie. Anche se va poco dell'inglese, però vabbè. Raga, ci becchiamo per la prossima partita. Alla prossima, ciao!